Nella cornice di Villa Camarcello a Levada di Piombino Dese in provincia di Padova un evento eccezionale, il formaggio morlacco del Grappa incontra l'arte. Andiamo a svelare i segreti. Credo che sempre di più ormai dobbiamo abbinare le nostre eccellenze alle nostre eccellenze. Abbiamo già sperimentato questa formula e vediamo che è vincente. Cioè andare a proporre i nostri prodotti nei posti più belli che abbiamo nel Veneto dà ancora l'idea di quanto sia importante la collaborazione che abbiamo fra mondo produttivo e mondo architettonico. Io credo che sia anche un modo, per chi non le conosce, di far vedere appunto queste ville meravigliose, questi patrimoni che noi abbiamo e magari non conosciamo, ed è bellissimo vedere la risposta dei nostri consumatori, perché effettivamente ogni volta è un successo. Ogni idea del nostro direttore Bruno Bernardi diventa un modo per essere imitati, come lo sono i nostri formaggi. Io sono orgoglioso di essere presidente di un'associazione che lavora così per la promozione. Se penso a 30 anni fa neanche si parlava del morlacco e adesso è diventato il presidente dello food, e questo prodotto ricercato, voluto e in qualche modo che ci dà modo di evidenziare qual è la qualità dei formaggi veneti. Questo è uno, e tutti gli altri che conoscete sono il nostro fiore all'occhiello, il fiore all'occhiello del lattiero caseario nazionale. Abbiamo cercato di coniugare quello che è la peculiarità del morlacco con la cultura e soprattutto anche con la storia. Quindi l'intento di questa serata è appunto coniugare l'arte casearia con la cultura e soprattutto anche con la promozione del nostro territorio. Un territorio importante, un territorio da scoprire, non solo le bellezze di Villa Camarcello, ma nel vostro comune insiste anche una delle piste ciclabili più belle d'Italia, non solo del Veneto. Certo, noi siamo attraversati dalla Treviso-Ostiglia, che in questi ultimi anni ha visto un incremento esponenziale di turismo, il turismo lento che noi cerchiamo di promuovere, ma non solo il Treviso-Ostiglia, il comune Piombino Dese ha anche un sito dell'UNESCO, che è il Brolo dello Scamozzi, e ha la Villa Palladiana, anch'essa sito dell'UNESCO. È la prima volta che esce dalle pendici del Grappa il morlacco. Mi è stato chiesto dagli organizzatori l'opportunità di collaborare per questo evento e trovo fantastico che i prodotti del territorio continuino ad allargarsi, ad espandersi e far conoscere la propria bontà. Gli ho dato una mano molto volentieri. Abbiamo questi patrimoni di questa villa, la villa del Palladio a Piombino, abbiamo numerose strutture. Abbiamo alle spalle della telecamera, a 100 metri passa la ciclabile dell'Ostiglia, per cui stiamo promuovendo veramente il territorio, il turismo, perché sappiamo che è una risorsa fondamentale. L'Italia è sempre poverina di risorse primarie, però col turismo diciamo che lavorandoci bene cominceremo a farci un discreto guadagno, un ritorno economico anche. Allora, un grande successo questa sera, a dimostrazione che il lavoro di squadra paga sempre. Sì, le ricette c'erano tutte, un gruppo di amici, abbiamo lavorato, abbiamo collaborato, un sold out arrivato in una settimana, per cui questi sono proprio veramente probabilmente anche i sentori che in una prossima edizione la faremo molto velocemente. Il brindisi con l'Asolo Prosecco Superiore di OCG che abbiamo portato qui in questa stupenda cornice di Villa Camarcello assieme alla Recantina, che è una DOC dell'Asolo Montello. Enogastronomia, cultura, quindi diciamo la sintesi della bellezza. La vostra organizzazione fa una promozione continua, è importante far venire la gente sui luoghi dove viene prodotto il vino, dove viene prodotto il formaggio. Perché? Perché attraverso il vino e il formaggio noi riusciamo a far conoscere un territorio. Oggi li chiamerei attrattori turistici, come può essere anche una Villa Veneta. Sono la scusa per far arrivare il turista o il visitatore anche di prossimità in un territorio, e poi possono
perdersi nella ricerca di quelle che sono le altre bellezze, possono fermarsi a mangiare, possono trascorrere e vivere il territorio nella sua pienezza. Abbiamo un abbinamento interessante questa sera, l'architettura della Villa Camarcello, che è una villa stile palladiano, e il Mollaco del Grappa, che è un'eccellenza casearia del nostro territorio. Mollaco è un prodotto di Maiga, un prodotto proprio di questa stagione, quindi questo abbinamento è utile sia per il consumatore che lo può assaggiare, sia come attività promozionale per coloro i quali vivono e lavorano in Maiga. Questa è la stagione in cui Aprolav fa promozione, ma la fa incontrando i turisti in spiaggia, come è stato poche settimane fa a Caorle, lo fa qui in una grande villa veneta e poi lo farà sulle nostre montagne. Sì, cerchiamo di muoverci un po' sul territorio per valorizzare e promozionare queste eccellenze casearie. Abbiamo fatto Caorle, fra poco faremo la rassegna dei formaggi del Grappa, con la quale ritorniamo in Alpe, ritorniamo presso il rifugio Campo Croce, e questo ci dà la possibilità di essere un po' più vicini alle Maighe da questo punto di vista. Ci stiamo organizzando per alcune altre uscite, tipo Septemberfest a Bibbione, che quest'anno festeggia i 30 anni, quindi ci sono 3 serate molto importanti, perché ci sono moltissimi turisti dei paesi dell'est che si stanno avvicinando. E poi stiamo lavorando, stiamo organizzando per Caseus, che quest'anno sarà proprio un evento, una manifestazione importante sia dal punto di vista della promozione dei formaggi locali italiani ed esteri, sia anche per il momento di valorizzazione del tartufo, per il quale stiamo predisponendo delle serate bellissime.